Una vera e propria tragedia. Non ci sono altre parole per descrivere quanto sta accadendo a Trichiana in merito allo stabilimento Ideal Standard che la proprietà vuole chiudere. Spiazzati tutti, lavoratori, sindacalisti, politici di destra e di sinistra, tanto a Venezia come a Roma. Gravissima la decisione per il ministro Federico D'Incà, che è proprio di Trichiana, che la definisce non accettabile, indicando come vero grande obiettivo del governo la salvaguardia della produzione. Ieri all'incontro del Ministero Ideal Standard ha tolto la maschera, non ha più finto come ha continuato a fingere da un anno e ha detto che vuole dismettere lo stabilimento, vuole andarsene dall'Italia. Noi eravamo l'ultimo stabilimento produttivo e questa è stata la comunicazione di ieri. Ora serve cercare di costruire un percorso che anche attraverso il Mise permetta di trovare un accordo tra multinazionale e lavoratori. Qui a Trechiana oggi ci sono, oggi e domani, 2 giorni di sciopero perché chiaramente la notizia è stata una notizia di una chiusura che noi l'avevamo nell'aria ma non ci aspettavamo in maniera così decisiva. Dobbiamo ancora di più provare a trovare una soluzione che dia comunque un futuro e una continuità a questo stabilimento, però guardando al di fuori di questo marchio, al di fuori quindi di Ideal Standard. Si spera che l'apertura dimostrata dall'azienda permetta di lavorare a un futuro con il nome di Ceramica Dolomite, mantenendo la piena occupazione dei 500 dipendenti che oggi lavorano nello stabilimento, per non dire dell'indotto che è forse il doppio o anche più. Tu vuoi andartene ma lasci lo stabilimento, gli impianti che peraltro i lavoratori in parte si sono pagati e il marchio storico Ceramica Dolomite e noi riusciremo a trovare qualcuno in questa fase in cui il mercato è favorevole che faccia vivere questo stabilimento, faccia continuare a produrre oggetti di enorme qualità 100% made in Italy.